Tra un po' sentiremo anche Cuore Scoppiato. Signor Litterio, se si rimette la scuzitta, le faccio risentire l'affetto del pubblico, il suo pubblico, il nostro pubblico. Grazie. Allora, breve riepilogo. Gita fuori porta del 1° maggio dell'anno Riassunto scorso. delle puntate precedenti. Esatto, è arrivato suo cugino acquisito dal nord, siete andati a fare una gita a Sferro nella piana di Catania. Alfio si è a un certo sentito male. punto Alfio si è sentito male, Arrivavo l'ambulanza. è svenuto ed è arrivata l'ambulanza. Siamo al momento in cui si parte o si dovrebbe partire con l'ambulanza verso l'ospedale. Queste Che ambulanze, signora Rosa, li fanno male. Perché? Perché sono troppo alte e strette. Beh, strette. in effetti le ambulanze sono un pochettino slanciate verso l'alto. Ha capito, signora Rosa? Giustamente quello che si è sentito male. Puttana da miseria. È mio cugino Alfio. Sì. È mio cugino. Certo. Permettete che ci chiamo io sopra l'ambulanza, mi tocca di diritto. Lui da cugino deve accompagnare Alfio, certo. Perciò, il primo che chiama dall'ambulanza sono stato io. assolutamente. Giustamente sua moglie mi dice che sì, va bene, è tuo cugino, si chiama Scalise come te, ma io sono la moglie e a me mi tocca anche di entrare. La moglie ci deve andare. E poi sai chiamare anche la moglie. Cioè, sono due. La moglie giustamente dice, ma io e i miei figli, almeno poi ti lascio qua. Certo. E allora chiamavo magari Filadelfia e chiamavo magari Cirino. E sono 4. Ma giustamente, lo capite anche voi, un torinese lo posso lasciare a chiana? Certo. Certo. E chiamavo un torinese 5. con sua moglie 6. e i suoi 2 figli. 8. Giusto? E certo. A me moglie. Sì. Ah, posso lasciare a chiana? Io la lascio a montagna. No. Però... Ma lei se la deve portare dietro. E ci disse croci a chiana. Sì. Per farla chiamare, signora. Vabbè. E sono No, 9. erano un po' stritte. Non è che, sì. allora a un certo punto acchiappare la situazione dei mani. 9 persone sull'ambulanza. Sì, signori miei, non è che ne potevo mettere a respirare ognuno come ci pare piace. Certo. Al mio 3 ne sucamo tutto usciato. Sì. Perché non che sportello non si possono chiudere. Giusto. Allora, 1, 2, 3. Già sotto vuoto ero. Sì. Potevamo arrivare a Germania, eravamo intatti. Eravamo stretti. Io mi sfuggi, perché chi l'autista aspettava la tupuliata. Cioè io mi sfuggi. Ah, non è un brutto No, gesto, non è lo un so, brutto gesto. nessuno l'aveva pensato, solo lei. È un brutto gesto, no? Tom. Io mi trovo dallo specchietto, perché mi fece segnale. Va bene, io ci fece, vai! Da chi si parte? No! I primi 2 chilometri tutta strada sterrata, tutte strette come ero. Io meno male che potevo vicino a mia cugina Graziella. Perché? Com'è Graziella? Buttanella. No! Lei capisce, signora? Io capisco, ma non si dice, quindi lei era vicino a Graziella e dice stretti per stretti, però me la passo bene. Manco abbiamo fatto questi 2 chilometri di strada sterrata, che stavamo uscendo da un liceo a Massaggio alle Velo per metterci da statale. A quel momento non mi vado a ricordare che avevamo scurtato a Alfio. Ma come? Cioè, siete saliti 9 persone sane sull'ambulanza e Alfio è rimasto lì, il malato. Perciò ci toppolivo a chi un'altra volta, e ci faceva così, io non ti capivo, vai, Ok. Aspetta, siamo cornuto, ci dicevo. Certo. E gli studianti hanno frenato, che cosa c'è? Ci se ne scorda mai affio. Ma che un periapolo, si portava. Torniamo a rete. Arriviamo a affio un'altra volta che noi di frumicole. E se voi lo lasciate per terra, in mezzo Stavolta alla braccia, terra. aveva di nuovo, Certo. un certo, le salsamite. Tu su stavo. I formicoli su stavano portando, si vedeva l'affio che si muoveva. Proprio erano agguerrite. Si portano, veramente, ma ce la fanno queste Sì, le formiche sono robuste. Basta, vabbè. io uscendo un'altra volta, un altro foglio del giornale appezzato, un feto da carne bruciata. Affio non ci traseva, non c'entrava. Lo potevamo lasciare. Ma come? Quello non solo è suo cugino, ma poi era quello ammalato, quello che era svenuto, doveva andare subito in ospedale. Meno male, signora Rosa, che queste ambulanze fanno gli auti. Sì, vero, sono alte. Non passiamo a passaparola, tutta così a tira, e ogni siamo curcato sopra i nostri testi. Affio ci traseva, Affio aveva una panza tanta. La panza compressa con il tetto dell'ambulanza, a pressione. Era proprio sopra, sì. Tracevo il cutetto dalla cosa dell'ambulanza, un naso ci stregava in il tetto. Tutto, e noi di sotto l'avevamo sopra la testa. Ripartiamo, ci vedi che segnala che ci vai, boom, e parte.
strada sterrata, Certo. ogni scaffa, gli affio un tappava la panza sì. più forte in do tetto. Era alto, alto, Alfio. Sì, prego, vada. Purtroppo lo immaginavo. Ogni scaffa. Sì. Qui c'era di sotto preciso tubo di scaffa. Non lo so. Lei? Di ogni scaffa, signor La Rosa. Sì. Mi faceva anestesia. Meno male che ero stretto e non poteva cascare. Arrivai all'ospedale al Cannizzaro di Catania, con la scursetta marrò. Non vai a dire con Va bene. non blu, Va marrò. bene. Per favore. Basta, signor La Rosa. Sì. Abbiamo il nome, caro cognato. Chi? Abbiamo arrivati al pronto soccorso. Sì. Giustamente, come eravamo da serapa alla porta. Prima scendiamo chi da specie di cosa che... Sì, l'autista, lo ricordate. Ce davano piccolino. mezzo stipendio, tanto era curto che ce ne davano mezzo. Ci abbiamo rapito la porta di dietro e scendiamo. Io, mia moglie, Torinese, sua moglie, Graziella, Filadelfo, Cirini, figlie d'odore. Che correre un infermiere Barelle. Dice, che cos'è stato? Sono un tamponamento a catena dall'autostrada. 9 persone che scendono dall'ambulanza. Io disse no. E è cascato un aereo a Fontana Rossa. No. C'è stato un deragliamento del treno a Frecce Rosse. No. E c'è stata una catastrofe che succedeva che scava un ponte. No. E a chi minchia state facendo sì, una certo. nove cristiane? Tutte quelle persone, 9 più 1, 10, scusi. E cosa ha risposto lei? Ci disse, eccolo qua. Sì. E sghida e affio, tutta bruciata. E voi chi eravate, scusate, come vi siete giustificati? Dice, ma allora voi chi siete? Cioè, se siamo i parenti stretti. Appunto, questo più volevo stretti sapere, di i così. parenti stretti. No? Più stretti di così. Certo. Meno male, signor La Rosa, e di questo ci devo dire grazie. Meno male che la televisione ci fa diventare personaggi conosciuti. È vero, sì. La gente si affeziona a noi. Veramente, io c'ho attestate di simpatia per strada. Come no? I cristiani che mi stringono la mano. L'altro giorno uno mi incontrava a piazza Umberto, Sì. che mi stringeva la mano. Mi disse, signor Letterio, lei è un mio grande ammiratore. Certo. Questo è capitato anche a me, sì. Ci disse, guardi, veramente non mi risulta, di cercare di correggere. E lui mi disse, quando stima la salute, cioè, proprio fino alla fine. E poi, scusi, lo racconti, c'è stato un altro signore che le ha detto una cosa bellissima, guardandolo. Cioè, lei ogni giorno è a casa mia... Questa fa una poesia. In un paese interno della Sicilia, Sì. era questo messo all'ingresso degli artisti del teatro. Sì. Sa quando andava che mi aspettava, mi disse una cosa di una dolcezza. Appena mi viste, mi tese la mano, mi disse, a lei solo a mangiare non ci hai dato, ma ogni sera è a casa. Esatto. Questa è una cosa che io trovo, Una poesia, perché è una storia, poesia. è la verità, Una questa è una cosa poesia. che io trovo bellissima. Una poesia. A lei solo a mangiare non c'è Ma dato. ogni sera è a casa. Che conferma il vostro affetto, per il quale vi ringrazieremo sempre nei confronti di chi fa questo mestiere. sì, Vabbè. sì. Allora, Basta, dicevo che questo la popolarità serve. Serve, Sì. bravo, serve. Infatti uno di questi infermieri che viene a Barella mi conoscevo, Sì. di Adrano, un amico di Adrano. Mi disse, signor Letterio, ma è lei o non è lei? Disse, sogno io, bravo, mi disse. Dice, non stai chiedendo, stai portando a pronto soccorso a me cucino. Dice, non si arrascasse, perché davo porta e da arresta. Che significa? Dare che c'è un giovanotto, sta vedendo lui giovanotto, c'era un giovanotto 18-19 anni. Sì. Sì, mi siamo da quando si faceva la prima comunione. Addirittura. C'ha uno dato codice bianco, consumato. Certo, ma voglia di aspettare, col codice bianco. Trasivo che aveva le scarpe 37, ora avevo 41 di vete, avevo cresciuto da. Infatti io ci disse, scusa, ma non è. Scusa. Che cosa ha detto lei? Cosa gli ha detto? Io ci ho detto. Giustamente, la domanda è logico, scusa, ma non è che sei sequestrato qua
perché non te ne vai? E noi ci picchiamo mia mamma a mettere firma, si impressiona a mettere firma e sogno qua. Ha capito? E ora stato, dai. Vabbè. Basta, perché se lo che fare? Sì. Ascoltasse a me, camminasse con me, ci procuro io un letto, intanto curcamo e poi ci facciamo tutte le carte. Va bene? Mi mise a presidio, mi fece passare sotto dei portici, poi mi facai in una porticetta. Da questa porticetta sfondammo un corridore lungo. Io trovo a barella di mio cugino Alfio, io c'ero vicino, finalmente piglia, camminando, mi dice stia tranquillo. Perché dice si sta liberando un letto meno male. che il paziente che ci è curcato se ne sta andando. Meno male, se non se ne è già andato. Bene, o se ne stava andando o se n'era già andato. Sì, bello, bellissimo, se ne stava andando, certo, bellissimo. Lei senza cuore. Perché? Se ne sta andando! Se ne sta andando, che sta morendo! Pensavo se ne stava andando a casa, scusi, non l'avevo capito. Se ne sta andando! Se ne sta andando, pensavo a casa, che ne so, lo stavano dimettendo. Stava morendo. Allora, o se ne sta andando, o se non se ne è già andato. Forse già. Basta, io arrivavamo e intanto dovevo avvisare al mio cugino Alfio, no? Sì. Perché io mi dice, prima che suo porto, no? Sì. A suo cugino ci curcamo vicino a morto. Va così il letto già è occupato, come se porto un morto già io. Va bene, così, pronti? Però io lo dovevo avvisare a mio cugino. Certo. Allora, siccome io nel frattempo si era rivenuto, ci parlai in da ricchi. Bravo. La ricchia tutta bruciata. Mamma mia. Avevo stato io, ma io non ci dissi. Sì. Mi c'è di che ci sei Alfio, vedi che ti stiamo portando un dal letto e ti corcamo insieme a un altro. E tu mi disse, va bene. Ci sei Alfio, anche se tu ci parli. Può essere che questo non ti risponde. Certo, glielo doveva spiegare in qualche modo. Certo. Ci sei perché è un tipo matelo che è continente, che a noi del sud conferenza Liscio. Alfio, può essere che quando ti ci cucchi vicino gli avevi un po' i piedi fritti. Sì. Non ti preoccupare, è l'influenza che sta correndo. Bravo. E tu mi disse, Letterio cugino, fai tu. Sì. Che fai tu, ben fatto sia. Meno male. Arriviamo in questa sala di ospedale e qua, signor La Rosa, io voglio spezzare un'arancia. Una lancia. Voglio lanciare un'arancia. Voglio spezzare una lancia. Voglio spezzare? Una lancia. Non minchiate, papà. No, così si dice, spezzare una lancia, così, è un modo di dire. A favore alla sanità nostra. Ma come no, spezziamo una lancia. Finiamola con questi modi di dire che tutti parliamo, Dio ne scansa e libera, io se mi avessi a sentire male, se mi dovessi fare un'operazione, qua non mi faccio toccare, qua non mi faccio mettere manco un termometro, me ne vado a Milano, me ne vado in Svizzera, me ne vado in Germania, in Svizzera, te ne vai in Svizzera, in Svizzera. Mamma mia. Che un cristiano già che si recupera si sente male, ci occupa il cuore. Ma perché in Svizzera che succede? Io se no a Svizzera io vivo da una stanza solo in una stanza solo in Svizzera, questi ospedali svizzeri, una stanza da solo. Cucù parli, cucù ti sciarri. Certo. Cucù parli da Catania, un collo capisco, un ricordo che non c'è. Certo, da solo in una stanza tutta per te. Un televisore solo per te. Ma cosa di impazzire? Con telecomando che si fette sopra il comodino, ma io se non mi scerrio poi telecomando che piacere c'è. Certo. Un gabinetto tutto per te, che piacere c'è. Arriva, dai, ma non c'è bisogno che tu puli, perché apri. Il bello che è che tu hai un gabinetto, tu occupato e tu cominci a passeggiare. Certo, così. Basta con questi ospedali svizzeri, così confortevoli, basta. Quando poi finalmente ti danno il gabinetto che si apre la porta, io come vedi, e qui è Sofia Loren. Certo. A Svizzera, a me me l'hanno detto, signor Rosa, manco sono un campanello, infermiera. Certo, subito. Tu lì, guardi, mi mandi l'altra, lei è bionda, voglio quella rossa. Se ne va a chiedere, torna a chiedere. Ha scelto. La voglio bruna, se ne va a chiedere, torna a chiedere bruna. A Catania? A Catania. Sta lì per il campanello, e sente, un cotto puretto. E tu aspetti. 5 minuti, 10 minuti. Sì. Dopo 10 minuti che ti hanno a buttare un papaiato. Sì. Torna a storia un'altra volta. De mano. E allora? Sì, quasi ti rimproverano. Aspetta un altro 10 minuti, finalmente avete passare dal corridoio, non è che sta venendo un'idea, avete passare e tu mi andiamo con frescone. Non fatemo da pisciati i gotti, no. che è importante del papaiato.
Però per dire Vabbè. che è la stessa cosa. Certo, questi ospedali nostri e poi le stanze, come sono le stanze? Le stanze, tutte con l'aria condizionata. In Svizzera. A Roma e gioco a Certo. Catania. Che rapo a porta. Sì. Che c'è? 18 letti. Belli queste stanze così. 18 letti, 19 malati. No, scusi, come 19 malati? Due erano dallo stesso letto, una a destra e una a destra. Signora Rosa, la vita. La vita, sì. 19 malati, 4 parenti in visita, parenti fissi, 24 su 24. Sì. Un quartiere. Certo. I piccirini che correvano, che giocavano, acchiappa, correvano, si portavano i tubi dei flip, ci scippavano i ugli. E i pazienti, si chiamano pazienti perché pigliano da Catania. Chi ci scippava la uglia e chi tu paziente, signore, piccerino, mi scippava la uglia. A ridere si prendeva una cosa. Che bello, ma c'è la vita. La vita. C'è la vita che pullula, capito? Tutti organizzati, sì. I mascoli, tutti in dei tavolini, con giocava a briscolancingo, con giocava a scopa, i femmine tutti in do terrazzino, terrazzino coperto, sì. con fornello a gas, gli spaghetti con l'aglio all'olio stavano preparando. Va bene, va bene. Nella Rosa. Vabbè, c'è la vita. Apro c'è la questa vita. porta Sì. e io i visti, Sì. familiarizzavano. Sì. Si scambiavano gli indirizzi, si scambiavano i numeri di telefono, Sì. si scambiavano i nomi, Sì. si scambiavano i raggi. Come? Uno era copiato ignissato, ci buttare i raggi e c'era stampato un cranio. Dice, ma come minchia sogno comunato? Non è la testa che gli vedo, non è la testa. C'era questa vita, la vita. Sì. La vita. Nella Rosa, Sì. il paziente se n'era già andato. Mi dispiace. Niente, dice. C'è uno messo magari i cannili, i 4 cannili. Perciò appena entriamo un infermiere amico mio, amico nostro, amico dei siciliani, Caprano, mi dice, presto, lo faccia spogliare, cioè perché se lo era sulla camisa, non perdiamo tempo, e inficcamolo dice, vicino a morto. C'è se Alfio, levati la camisa, spogliati, che io intanto ti prendo l'armadietto. Sì. Io ho tempo che mi giro, per pigliare c'è l'armadietto, Alfio, disgraziato di sua iniziativa, non è che se lo avevo sulla camisa, se lo avevo la camisa e i causi. Meno male che i mutanne l'aveva. Va bene. E l'aveva messa magari giuste. Come ha fatto a capirlo? Perché a striscia marrone ce l'aveva davanti e tutte bagnate. Ma no! Ce l'aveva messa al contrario. Al contrario, appunto. Ma non solo, non si voleva magari così, i scappi, si lovava con coppa così tanto. Sì. Aveva i scappi ginnastici. Sì. Che i scappi che respirano vengono colera. Sì. Che scappi ginnastica è un'arma da guerra. Esatto. Se vuoi scappi di tennis è costruito e con questo si sfalava i cosetti. E svendolandoli in aria mi disse Letterio, i scarpe non mi interessano, ma i cosetti sono nuovi, portatillo a paesi prima che cambi i furtano. Sì. Al quarto giro dei cosetti di Alfio dall'aria, Che è successo? scoppiarono tutti i febbrocrisi, tutte. I piccirilli a cominciare a chiancere, scattiarono a chiancere. Un morto! Sì? Un morto! Che ha fatto il morto? Si susio! Non può essere! Si pigliava i cannili e si ne un dopo Non può essere questo qua! Va bene! Il signor Litterio Scalisi! A lui può succedere di tutto. Enrico Corneri, grazie!